Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, parliamo di economia e di imprese in questa seconda parte della nostra diretta. Abbiamo in collegamento Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto. Buongiorno Boschetto, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Ecco, forse se può abbassare il ritorno dell'audio perché sento un eco che un po' disturba. Allora, Boschetto, per quanto riguarda le aziende, voi avete sottolineato in maniera molto forte e decisa proprio in queste ultime ore la grandissima necessità di semplificazione, di sburocratizzazione. Il modello commissariale avete detto che è stato utilizzato per esempio per la TAV, venga replicato a tutte le altre opere strategiche che sono previste appunto per la nostra regione. Questa è una delle condizioni, diciamo, che secondo voi è imprescindibile per agganciare la ripartenza? Sì, riteniamo che ci siano una serie di anomalie, le chiamiamo. Innanzitutto anche il Veneto ha bisogno di lavoro. E non riteniamo opportuno che solamente il Sud abbia uno sgravio del 30% fiscale, mentre noi invece no. Non solo, se non basta, abbiamo le imprese, per carità l'Italia è unica, però abbiamo le imprese del Sud che vengono in concorrenza a Nord. Ecco, se non ci sono le stesse regole, mi sembra che non si possa lavorare a parità. Ecco perché noi riteniamo opportuno una serie di cose. La prima, troppa burocrazia uccide tutta Italia. Dobbiamo tenere presente che da una ricerca del 2020 risulta che a livello di comunità europea, quindi dei 27 paesi della comunità europea, noi, l'Italia, abbia come tempi un 37,5% di più, e questo è pari al 54,3% di tempo speso in burocrazia. Ecco, io non penso che sia opportuno spendere tempo e denaro, perché il tempo è denaro, in burocrazia, ma che sia opportuno avere lavoro per tutti alle stesse regole, opportunità di appalti a chilometro zero, perché questo vuol dire far lavorare i nostri lavoratori della nostra regione Veneto, di Padova, di Vicenza, delle nostre province, innanzitutto. Quindi vuol dire che manteniamo un'economia circolare, locale, domestica, e quindi facciamo vivere tutta la nostra popolazione bene, ma soprattutto io ritengo che troppa burocrazia, così come è cresciuta negli anni, non faccia bene a nessuno. Ecco perché noi portiamo avanti, e come lei diceva, proprio in questi giorni, chilometro zero per gli appalti, burocrazia, dobbiamo eliminarla il più possibile. Ci sono, per quanto riguarda il PNR e il PRRR, quindi praticamente i piani nazionali, regionali di rilancio e resilienza, che siano applicati, oltre che come verranno applicati per la TAV, vengono applicati anche a livello regionale per le esigenze. Abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo tutti i problemi di dissesto idrogeologico, scusate, abbiamo una serie di cose che, quindi questi fondi devono essere spesi nel nostro territorio e nel migliore dei modi. Ecco, tra l'altro non dobbiamo dimenticare, insomma, che nel nostro territorio anche ci sono delle sfide molto importanti che ci attendono nei prossimi anni. Pensiamo per esempio alle Olimpiadi invernali, no? Cortina-Milano 2026, che richiedono un grande adeguamento del sistema infrastrutturale, no? Esattamente, sono tutte opportunità che ha il nostro territorio, che sono importantissime per rilanciare un'economia che purtroppo, dato il periodo del Covid, sta soffrendo in modo importantissimo, che se non è fatta a livello regionale e se non è fatta in correttezza
Ecco, questo crea solamente problemi e non permette alle aziende, ai lavoratori, a tutti noi di essere competitivi e soprattutto dare un servizio corretto. Ecco, questa è una delle tante cose che noi poniamo. Peccato che purtroppo abbiamo un governo che, come ci stiamo accorgendo in questi giorni, più che a pensare a queste opportunità, creare opportunità per i territori, per le regioni, per i lavoratori, per le imprese, ecco, stanno pensando bensì a tutte altre cose. Ecco, che quindi volevo chiederle, Boschetto, per quanto riguarda appunto le imprese proprio, no, della nostra regione che lei rappresenta, diceva stanno pagando un prezzo molto alto a questa crisi, insomma, che è stata provocata dalla pandemia, però ci sono anche delle opportunità importanti che sono state messe in campo, penso per esempio a quella dell'ecobonus 110%, sulle quali il tessuto delle piccole e medie imprese della nostra regione sta facendo molto affidamento. Si riesce quindi ad intercettare questo volano? Le imprese stanno riuscendo ad intercettarlo oppure ci sono degli ostacoli? Quel famoso sistema di burocrazia sta mettendo il freno anche a quello che potrebbe essere un volano importante per la nostra economia? Sì, purtroppo riteniamo che il bonus 110%, il bonus facciate siano opportunità importantissime per il sistema casa, però purtroppo anche e soprattutto per quanto riguarda il 110% io sono anche nel settore e quindi posso essere sicuro di quello che dico, purtroppo stiamo soffrendo perché anche in questo caso la burocrazia, quindi tutta la prima fase che riguarda da parte dei tecnici, da un lato l'analisi, dall'altra parte la verifica, ci troviamo con delle difficoltà, due principalmente. La prima, troppa burocrazia, anche qui c'è una serie di verifiche che per quanto importanti pongono tempi lunghissimi. La seconda, poiché i tecnici devono andare nei comuni e quindi nelle pubbliche amministrazioni a fare le verifiche, ecco che troviamo purtroppo, a partire anche da Padova, ma così nella maggior parte dei comuni delle province del Veneto, che lo smart working, il Covid e una serie di situazioni pongono tempi lunghissimi. Ecco, io ricordo che il bonus 110% purtroppo ha un tempo limitato, quindi non può essere che per fare tutta la fase burocratica mi ci voglia un anno e dopo in 6 mesi io possa fare il lavoro di quello che riguarda appunto il 110%. Quindi altro motivo, altra situazione che pone in difficoltà le imprese artigiane principalmente, perché sono tutti lavori legati fortunatamente a quella che è la nostra categoria e quindi i nostri lavori. Però purtroppo questo, altra difficoltà, altra situazione negativa. Quindi, ecco perché io già da giorni sto dicendo, io non voglio essere il venetista, però ben venga l'autonomia. Dovete capire che a un certo punto siamo qui, che la maggior parte delle imprese artigiane è a casa, è in difficoltà, non riesce a vedere il futuro, le tasse ci sono, le immondizie ci sono, gli affitti ci sono, c'è tutto quello che riguarda la fase di costi, ma io i costi li ammortizzo se riesco a lavorare, però purtroppo questo non si riesce a fare. Ben venga l'autonomia. Io lo sto dicendo a voce alta da alcuni giorni perché ritengo che questa possa essere veramente una possibilità. Non può essere solamente che i nostri vicini di casa, Bolzano, Trento, abbiano opportunità e noi no. Perché certo, ce ne accorgiamo. Abbiamo parlato già in questi giorni, no? Anche per il fatto per esempio dei ristoranti e bar aperti nella vicina provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonostante siano in zona rossa. Boschetto, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Linea alla regia.